Scusate, noi al soccorso non si usa, noi vogliamo questo soccorso proprio in emergenza, proprio perché il fatto di tenerlo o non tenerlo è solo una volontà politica e la gente sulla volontà politica ci muore. Quindi noi stiamo qua stasera a pretendere questo pronto soccorso. E come detto prima, c'è un servizio che è succedersanmichele@gmail.com in cui vi invitiamo a segnalare tutti i disservizi che trovate all'ospedale, perché questo ospedale non deve morire, ma deve risorgere. Grazie. Anche le cose positive. Un attimo, pensiamo che sia doveroso chiedere al sindaco di intervenire e dopo vi invito ancora per 3 secondi a rimanere. Grazie. Buonasera a tutti e naturalmente facciamo un applauso a questi comitati perché veramente sono una linfa vitale per questa comunità e soprattutto per questa amministrazione e per questo sindaco che hanno preso a cuore la situazione dell'ospedale perché è da 20 anni che rivendichiamo il fatto di avere un ospedale al pari di tutti gli altri ospedali di rete della regione. E in questi 20 anni, ricordiamoci bene, dottoressa Cremaschi, che in questi 20 anni il nostro ospedale, così come quello di Cividale, è stato regolarmente privato di alcune funzioni e tutt'oggi quei numeri sono numeri da ospedali di rete e voi non ne avete minimamente tenuto conto. Questo sia chiaro. Perché non si può dire di fare delle scelte come quella che è stata fatta sull'ospedale di Gemona rispetto all'ospedale di Spilimbergo e dire che da una parte valgono i numeri e dall'altra parte non si sa ancora per quale motivo l'ospedale di Spilimbergo rimane messo in rete addirittura con San Vito a Tagliamento e non con l'ospedale che è di fronte a Tagliamento che è San Daniele. Non solo, ma San Vito e Spilimbergo messi insieme hanno meno dati di Tolmezzo e Gemona messi insieme. Questo per onore di verità. Devo dire che mi fa piacere la schiettezza con cui si è parlato questa sera, perché non ne posso più delle balle spaziali che si sono raccontate in questi giorni. Il 31 luglio, con regolare protocollo raccomandata con ricevuta di ritorno, su delega del Consiglio Comunale, io ho invitato la Presidente e l'assessore Telesca a fare un tavolo di concertazione, tanto per essere chiari. 2. Non si può venire a prendere in giro la gente di Gemona inaugurando il nulla, perché l'altro giorno nel nostro ospedale è stato inaugurato il nulla. E credo sia importante. Non si può dare dei campanilisti al sindaco di Gemona che difende la sua gente e il suo territorio, al sindaco di Cividale e a tutti quei sindaci che difendono i loro ospedali e poi dire che Agnola, Boemi e Sciauli che girano come vogliono il territorio del Friuli, quelli fanno gli interessi della loro gente. E allora voglio essere estremamente chiaro, così come sono stato chiaro con la Presidente Serracchiani, così come sono stato chiaro con l'assessore Telesca, così come sono stato chiaro col vecchio direttore Colle, così come sono stato chiaro con l'attuale direttore Lattuada, così come sono stato chiaro con l'assessore, no, chiedo scusa, con il direttore regionale Marco Longo, perché non voglio che domani qui qualcuno venga ad accusare qualcun altro che sulla base di quello che andremo a fare qualcuno si è fatto veramente male. Perché quando si dice che l'ospedale di Gemona è l'unico ospedale antisismico della regione e su questo vi siete presi una grossa responsabilità, e così quando si dice che qualcuno andrà a verificare
come sono gli altri ospedali, perché ormai dovremmo fare un salto anche noi sulla lotta che andiamo a fare, perché non possiamo più stare qui a chiacchierare perché non ne otteniamo niente. Io credo che veramente, ed è con dispiacere, con rammarico che dobbiamo fare queste cose, dove interverrà la magistratura o chi di dovere per portare le cose che non si potranno fare. Estremamente chiaro. Così come voglio dirvi un'altra cosa, non provate a fare acquisti incauti su doppioni, perché dove avete deciso di prendere 2 risonanze magnetiche total body, dove c'è uno studio fatto che in Alto Friuli ne basta una, queste sono cose vergognose. E un'altra cosa, se volete fare sperimentazioni, fatele dove ci sono i vostri sindaci. Cosa venite a fare da noi? Siete considerati, fatele dove ci sono i vostri sindaci. E c'è ancora un altro aspetto che mi piace sottolineare e che ho letto sul giornale che magari la prego di verificare. Nell'ospedale di Udine è stata costruita non una centrale termica, una centrale atomica, che è quella che è la causa del buco, quel leasing lì è la causa del buco del bilancio dell'ospedale di Udine. Quella centrale atomica lì doveva riscaldare non solo il nuovo e il vecchio ospedale, ma anche una parte nord della città di Udine. Quella centrale lì è stata pagata con i soldi della sanità. Leggo sul giornale che il sindaco Uncel si rifiuta di dare la tranche. Parliamo di biscuit, una decina di milioni. La tranche a un direttore dell'ente. Allora, voglio dire, non prendiamoci in giro. Qui ci sono alcune situazioni, come la nostra, che vanno rivalutate, se siamo seri, che vanno riconsiderate, che vanno prese in considerazione, proprio perché quando si alza il livello dello scontro, e io non mi sottraggo e non mi sottrarrò mai su questa vicenda, sia pensato, e se voi pensate di sbiancarvi mettendomi contro quei sindaci che solo 2 anni fa per andare contro la giunta Tondo erano tutti a mio fianco perché io ho avuto il coraggio di mostrare la faccia al presidente Tondo, erano la mia stessa parte politica, e oggi invece i vostri sindaci si nascondono come lo struzzo con la testa sotto la sabbia. Non è possibile